Moser torna a Bottegone, è il titolo di questo evento organizzato qui alla Casa del Popolo di Bottegone, un evento che sicuramente riscuote un grande successo perché in incontro con il campione trentino hanno partecipato veramente tanti suoi ex colleghi, tanti suoi ex tifosi, il mitico direttore sportivo Giorgio Vannucci e i suoi presidenti Sandrino Fedi e poi Renzo Bardelli, quindi diciamo un pomeriggio che sicuramente era destinato ad avere un grande successo. Questo ritorno di Moser a Bottegone ha avuto un anticipo, se vogliamo chiamiamolo prologo, qui alla Vannucci Piante a Piuvica e direi con Vannino Vannucci, titolare naturalmente di questa importantissima azienda agricola. Ecco, vorrei sapere che effetto gli fa trovarsi per tu con un campione, perché Vannino Vannucci, lo sapete tutti, è un uomo di sport. È un bellissimo effetto, l'ho seguito anch'io quando c'era la rivalità con Saronni, quindi è sempre stato, non lo conoscevo fino ad oggi, per cui è stato veramente un piacere incontrarlo, un piacere anche scambiare esperienze, visto che ha anche una sua formazione agricola, diciamo così, perché so che insomma parlava che ha una vigna, insomma. Siete concorrenti per la produzione di vini? No, assolutamente no, ci mancherebbe, il nostro è un vino proprio. Quindi mi ha fatto molto piacere scambiare un po' di opinioni, poi ricordare anche, come ci ha appena detto, il suo passato e le sue gloriose vittorie che in diverse tappe, diverse soprattutto manifestazioni anche di livello internazionale, quindi veramente un piacere che oggi sia qua da noi, ha potuto vedere quello che facciamo e poi più tardi, come diceva, verrà la festa proprio nella nostra Bottegone. Ecco Francesco, ha sentito quello che ha detto Vannino Vannucci, io ho scherzato concorrenza e produzione di vini, però insomma Francesco sta facendo dei vini importanti, fra cui ce n'è uno che ricorda questo record dell'ora a Mexico City. Sì, l'anno nell'84 quando ho fatto il record abbiamo deciso di fare questa etichetta che portava 51. Il numero del record, 51-151, non tutti si ricordano di questo, ma comunque è stato intitolato al record e ancora oggi continuiamo a produrre questa etichetta. Ecco, qui alla ditta Vannucci ha trovato qualcosa di interessante, immagino di sì, anche qualche idea, no? Beh, qui c'è molto da imparare per quel che riguarda le piante, certamente, anche se queste sono quasi tutte piante da ornamento. Ma io ricordo quando ero qui nel 71, sono passati ormai 44 anni, che c'era già allora l'attività del vivaismo qua, però credo che oggi sia cambiata in meglio perché ho fatto la strada a venire in qua da Agliana anche, e ci sono un sacco di vivai che prima non era proprio così, perché queste strade le conoscevo come casa, insomma adesso questa attività credo che sia una ricchezza per il posto e questo è merito degli uomini perché ci hanno creduto e hanno saputo continuare in un'attività che è anche importante, insomma, perché tante attività che magari prima erano redditizie sono sparite e questa invece mi pare che si ingrandisce e allora hanno indovinato. Ecco, due parole sul ritorno a Bottegone, quella Casa del Popolo che ha vissuto tante giornate bellissime con Francesco Moser, a vicenda però di giornate bellissime. Beh, io mi ricordo sempre il giorno che sono arrivato a Bottegone. Era il 14 febbraio del 71 e non ero mai venuto qui e siamo arrivati qui, era una brutta giornata, pioveva e quando sono arrivato a Bottegone e mi sono trovato qua in mezzo, madonna, dico, dove sono arrivato? Dico, se mi avessero detto guarda ci siamo sbagliati, torna a casa, sarei tornato a casa. E invece dopo le cose sono cambiate con le gare, insomma è tutto e ho trovato un ambiente diciamo favorevole e molto familiare e ho fatto quei 2 anni da dilettante che sono stati l'inizio della mia carriera, insomma. E poi dopo più tardi troveremo anche tanti ex colleghi, compagni di squadra e anche avversari che in quei 2 anni, si può dire, leggendari hanno fatto un pochino la storia di Francesco Moser. Prima Vannucci ha detto una cosa che la prima volta che mi ha visto alla corsa di Ceserano che aveva vinto proprio Ricomi
a quei tempi loro non pensavano di portarmi qua perché Ricomi era ancora con loro, poi Ricomi per ragioni sue è andato via dalla squadra e loro hanno voluto prendere corridori nuovi come dire, per contrapporsi alla loro squadra che era la Mossumanese. E mi ricordo quando siamo arrivati qua che insomma subito hanno cominciato a dire questi sono i nostri avversari, li dobbiamo battere. Non c'è riconoscenza. Bene, grazie Francesco, poi ci sentiremo più tardi per questo lungo pomeriggio alla Casa del Popolo Bottegone e grazie alla Vannucci Piante per averci ospitato. Grazie. Allora Francesco Moser, prima abbiamo fatto una specie di prologo di questa bella serata, ora è finita, il tuo giudizio? Sono bei ricordi, bei incontri anche perché abbiamo trovato gente che si vede raramente, anche se ce l'ho ancora viva nella mente, perché chiaramente se mi metto a ripercorrere tutte le tappe della mia carriera passano davanti tutti gli interpreti, i protagonisti di questa. Non so, Giorgio, Sandrino, Ricomi, o Pampaloni, o Grulli che erano qua, che erano stati compagni di squadra, non posso dimenticarli. Poi tante persone che ho rivisto qui e che hanno ancora, come dire, questa vicinanza nei miei confronti, questo fa certamente piacere. Siamo con Giorgio Vannucci che più direttore sportivo potremmo dire che è stato quasi un padre per Francesco Moser, lo possiamo dire? Ma io penso... Sì, ero il suo tecnico della squadra, sono stato per tantissimi anni anche da professionista, ma per me era un figlio, ecco. Era veramente un figlio. Senti, il giorno più bello che hai vissuto con lui, qual è stato? Ma me ne ha dati tanti. Uno in particolare? Ma il giorno più bello è stato in Venezuela quando ha vinto la maglia del campione del mondo. Tu c'eri là? Sì, sicuramente io sono sempre stato a fianco di lui. Non l'ho mai mollato nelle vittorie e nelle sconfitte, anzi nelle sconfitte ero più presente. Ecco, quel giorno lì si può dire che anche Alfredo Martini fece un capolavoro, perché in squadra c'erano dei vecchi marpioni che si può dire da quando passò professionista Moser un po' lo avevano osteggiato. Ma ascolta, io non so Martini che pensieri abbia avuto, ma Francesco è stato un grande protagonista nei mondiali, non ci scordiamo che nel 76 è arrivato secondo, battuto da Freddy Martens, perché un suo compagno di squadra in quell'attuale Conti doveva scattare l'ultimo chilometro e non è scattato, pertanto ha dovuto scattare Moser e ha trascinato Martens sulle ruote. Francesco è stato protagonista al Nürburgring, è arrivato secondo anche lì, non ce ne scordiamo di queste prestazioni, ha dominato il mondiale anche lì al Nürburgring. E poi dopo è stato beffato da uno che era stato tutto il giorno a ruota. Sì, che disse se l'avesse fatto 20 volte quella volata la vinceva 20 volte. No, 30 volte la vinceva. Senti, un commento tuo finale su questa bella giornata. Ma per me è stata una grande giornata meravigliosa perché ho rivissuto accanto a Francesco certi momenti di grande gioia. Quelle che non sono state gioie me le tengo per me. E le penso ancora, tuttora. Io rivendico dentro me stesso certe sconfitte che non dovevano essere. Siamo con Walter Ricomi che qui a Bottegone ha vissuto anche dei momenti importanti della sua carriera ciclistica. Sì, io ciclisticamente sono cresciuto qui fra Bottegone e Quarrata, perché io prima correvo come allievi con la Mobil Moderna di Quarrata, del signor Chiti, e con loro ho cominciato la mia carriera vera di corridore. E qui alla Bottegone avevo trovato un bell'ambiente. Il primo anno ero in una squadra forte, fino a giugno ho corso con i terza categoria, poi sono passato a seconda categoria e correvo con tutti, mi sono fatto un'esperienza con tutti i corridori che c'erano forti, che poi l'anno dopo sono passati ai professionisti, Fabbri, Spinelli, c'era Vignolini, e praticamente ho fatto una stagione bellissima, perché poi la seconda parte della stagione correvo sempre con loro, e poi
sono andato alla Monsumanese, però ciclisticamente sono cresciuto e venuto fuori qui alla Bottegone. Senti, 2 parole su Francesco Moser, come uomo e come atleta. Ma Moser, noi siamo sempre stati rivali, sia per il tifo sia come caratteristiche, però diciamo, è un atleta eccezionale, è diciamo, in corsa avversari, ma fuori corsa era un ragazzo alla mano, era un ragazzo semplice, un ragazzo che io ho fatto mondiali, olimpiadi insieme, sono stato in vacanza insieme con degli amici siciliani e diciamo fuori dalle gare eravamo amici, ma in corsa eravamo avversari, avevamo creato... Perché tu a un certo momento potevi scegliere fra andare in squadra con lui o far rimanere con il suo rivalissimo, grande rivale Saronni. Sì, però a quel punto diciamo io ero in una chic fortissima, avevo libertà quando era possibile di fare anche la mia corsa, ho avuto anche dei risultati, avevo un Baronchelli da guardare e cioè da portare avanti, poi mi era quasi venuta la voglia perché lui mi voleva con sé, poi venne fuori questo Saronni e allora mi dissero di fare diciamo da allenatore, l'ho tenuto anche a casa mia per allenarlo e difatti poi dopo sono stato lì per motivi diciamo di affetto anche e di rispetto per quelle che mi avevano sostenuto. Siamo con Rocco Gatta. Rocco, dove vivi ora? Ricordiamolo. A Cascina, dove ho sempre vissuto. Una carriera dilettantistica importante, poi professionisti non altrettanto, ma perché ha detto Moser prima in intervista, a volte chi spende prima le categorie inferiori poi diciamo i mezzi atletici ne risentono. È un po', diciamo, è tutta un'altra cosa professionisti, almeno nei nostri tempi, ora non so, è cambiato tutto il ciclismo, però nei nostri tempi era un po' più dura, magari da dilettanti le corse un po' più corte, invece da professionisti le corse un po' più lunghe, e quando era la distanza non ce la facevi. Ma questo Francesco Moser che pesce è stato? È un grande pesce. La prima volta l'ho visto in Toscana, dissi, ma Moser, conoscevo suo fratello, lui no, poi si è visto però. Che è stato un grande corridore, ma non solo quello come grande corridore, siamo stati sempre grandi amici, a tuttora ci si trova sempre e quella è una cosa bella. E quella storia del rappresentante di Verdure? Il rappresentante di Verdure è stata una battuta di Alfredo Martini, ricordiamola, e diceva che il discorso dice sto giornalista mi ha incontrato, ma cosa fa? Io vendo la verdura all'ingrosso al mercato a Pontedera. E poi trovato Martini, dice ma rappresentante, no? Dice, domanda a Martini, dice, ma rappresentante di frutta e verdure? Dice sì, prende una valigetta, ci ha messo dentro una carota, un sedano, uno zucchino e va a fare rappresentante. E lui mi dice, ma vai. No, comunque molto simpatico Alfredo, quindi diciamo comunque un giudizio su questa serata. Bellissima, spero che si faccia più spesso e volentieri. Siamo con Marco Pampaloni che Moser lo ha visto molto da vicino perché era suo compagno di squadra del gruppo sportivo Bottegone quando Moser era da queste parti. Ma come erano i rapporti Moser di squadra? Già allora lo chiamava lo sceriffo, no? No, assolutamente. Lo sceriffo credo che sia nato nell'ambito professionistico. Noi eravamo amici, siamo rimasti in buoni rapporti e addirittura qualche volta capita di andare anche a sciare insieme. Come mai dalla stessa società viene fuori un Francesco Moser e un Marco Pampaloni? Cioè, ma non per offendere nessuno, nel senso che sì, che si vedono le doti, però qual è quella cosa in più che, cioè, forse uno dice nasce campione o no? Sì, io credo che Francesco e i campioni nascano campioni, però hanno un qualcosa in più nella mente perché sanno che vogliono arrivare a fare i corridori, cosa se questa si può chiamare dote io non avevo perché non sono stato mai convinto delle mie qualità. Ultimo giudizio su questo incontro con Francesco di oggi? È bello, abbiamo rinverdito gli anni passati insieme, le lotte che abbiamo fatto insieme, il Giro d'Italia che abbiamo fatto insieme, è bello rivedersi e ritornare qui al Bottegone, come ho detto prima sul palco. Io al Bottegone mi sono sposato e ci ho lasciato il cuore pure. Quanti anni era che non tornava al Bottegone? No, io vengo spesso perché la mia cognata abita qui vicino a Casini, vengo spesso e anche con Giorgio Vannucci ci vediamo spesso perché
certi rapporti non dureranno per sempre, insomma. Franco Vita merita veramente un commento, anche lui, che lasci un commento anche di questo bel pomeriggio. C'è stato Francesco Moser, che era uno dei ragazzi più amati da Alfredo Martini sicuramente, che l'ha assistito fino agli ultimi giorni. È bello essere stati qui questa giornata, e pochi giorni fa avete inaugurato anche a Vecchiano una piazza, cioè una via in onore di Franco Ballerini. Sì, parlare di Francesco, penso che ormai abbiamo detto tante cose, ma Francesco era uno che si è sempre fatto voler bene, perché è sempre stato vero. Lui è sempre stato schietto, non ha mai bleffato. Con Francesco andavi sul sicuro, e Alfredo con Francesco ci ha sempre contato, perché credeva nell'uomo e nell'atleta. Ecco, ora dicevo, abbiate ricordato anche degnamente anche Franco Ballerini, due ragazzi veramente, lui purtroppo non è più con noi, ma con Francesco, cioè veramente due personaggi che il ciclismo italiano deve ammirare per sempre. Ricordare Franco per me è molto difficile, perché per me Franco era diventato un figlio. Quando abbiamo fatto la prima corsa di Camaiore, che lui era commissario tecnico, era in macchina lui e Alfredo. Era un passaggio di testimone. Ci sono stato assieme 9 anni, e per me sono stati 9 anni trascorsi come se fossi stato con mio figlio. Era un uomo speciale, perché parlava, dialogava, anche con Alfredo lui c'era spesso a trovarlo, parlava molto, e mai che gli chiedesse un consiglio, no, parlava, dialogava, e nel dialogo trovava le risposte che lui voleva. Un po' come con Francesco, lo stesso rapporto simile. Francesco uguale, perché Francesco era uno che quando parlavi non girava mai dintorno all'ostacolo, andava sempre all'obiettivo e sempre con la verità. Era difficile che ti dicesse una cosa e poi risultasse un'altra. Quindi bella serata questa per Francesco. Io vi ringrazio di aver fatto questa serata in ricordo di Francesco, perché sono i personaggi che si meritano. Fortunatamente Francesco c'è, e spero che ci sia per sempre, perché io in Francesco ho tanta fiducia, e lo vedrei bene in un posto che rappresenta il nostro ciclismo al massimo livello, perché sarebbe una persona che saprebbe lavorare e saprebbe dare un bel impulso al nostro movimento. Ho capito a cosa alludi. Grazie Franco. Grazie a voi, grazie. Di sicuro questa celebrazione riguardava Francesco Moser. Armando Topi era colui che veniva da più lontano. Ricordiamo da dove viene? Da Roma. Ecco. Precisamente Ardea. Ecco, con Francesco Moser ha avuto modo di gareggiare spesso anche in nazionale, però ricorda soprattutto qualcosa riguarda il servizio militare alla Cecchignola. Sì, il servizio militare alla Cecchignola l'abbiamo fatto insieme, lui dormiva sopra di me, quindi io quando lui dormiva lo infastidivo coi piedi e lo alzavo. Oppure... Niente gavettoni? No, gavettoni no. L'unica cosa che lui aveva il vizio a dormire con delle coperte di lana in piena estate, tutto coperto. E io gli mettevo un nylon in mezzo ai piedi e gli davo fuoco e scappavamo, perché poi se si incavolava dopo andavamo. In gara come eravate? In gara eravamo avversari, così chi ce n'aveva di più menava, tutto lì. Ora dopo tanti anni un suo giudizio su Francesco Moser, anzi come sarebbe giusto pronunciarlo, Moser, come atleta e come ciclista. È un personaggio, una persona squisita. Noi sono già diversi anni e ci incontriamo, presente lì dal Grulli a Carpi, che spesso tutti gli anni fa un Grulli Day, lui viene lì, anch'io, e ci incontriamo lì, quindi si parla sempre del più e del meno, siamo ragazzi amici, tranquilli. E come valuta questa serata, questo pomeriggio con Francesco qui a Bottegone? Lo valuto abbastanza bene, a me mi ha fatto molto piacere, gente stupenda. Io quando sto in mezzo al ciclismo sto bene. Anche il tempo ci ha dato una mano? Anche il tempo ci ha dato una mano. Io purtroppo adesso riparto, arrivato a Roma. E domani mattina ho il consueto appuntamento con altri ciclisti e andiamo a fare i nostri chilometri, così, tranquilli. Iorio Grulli da Carpi a Bottegone per un revival, chiamiamolo così, con un personaggio un po' particolare ma importante come Francesco Moser. Sono venuto qua perché per me è stata come una casa qua, ecco. Poi con Francesco siamo rimasti ancora in buone... Quanti anni è stato qui a Bottegone? No, io ho fatto un anno.
un anno perché dopo non c'ero più con la testa e allora ho dovuto smettere. Ecco, perciò è stato bellissimo qui. Ecco, si può dire che il ciclismo è una scuola di vita come tutti gli sport, ma in particolare il ciclismo. Io sono rimasto un po' colpito anche dalla sua vicenda, il discorso del terremoto che ha colpito l'Emilia 3 anni fa e la sua fabbrica distrutta e ricostruita con gravi sforzi, ma anche con tanta volontà. Ma io non lo so se, come ho detto prima, se fa parte del mio carattere, ma penso che anche il ciclismo mi abbia insegnato a combattere fino oltre la striscia, ecco. Da quando, dopo che è venuto giù il capannone, perché c'è venuto in testa quasi 2000 metri di tetto, ecco, per me è stata un'avventura più grossa del ciclismo. Il ciclismo mi ha insegnato tanto, ecco, a combattere, proprio. A combattere anche quando sembra non farcela più. Fino alla fine, no, non mollo. È una cosa che ci penso ancora al ciclismo, ci penso, però non bisogna mollare, perché se molli sei finito. Ecco, io non ho voluto mollare, ecco, nel lavoro. Ecco, un suo giudizio su questo pomeriggio organizzato con Francesco Moser e con tanti suoi ex colleghi, i suoi tifosi qui di Bottegone. Beh sì, mi ha fatto piacere rivedere Sandrino, perché con Sandrino per me è stato, non dico un papà, però io mi sono trovato benissimo. Giorgio. Ecco, Giorgio che tipo era? Beh, come di essere? Giorgio era serio, porca miseria. Mi sono divertito qui, ecco, io sono stato bene e se tornassi indietro ritorno ancora qua, ecco. Ritornerei, ecco. Siamo con il padrone di casa perché qui alla Casa del Popolo il presidente è Matteo Giusti, ex ciclista, l'ho detto già varie volte, però insomma diciamo che in questa veste nuova ti puoi ritenere soddisfatti come sono andate le cose stasera? Ma sì, certamente. Ora, padrone di casa, questo appunto è stato un lavoro che abbiamo fatto in tanti, con tutti i volontari, con alcuni collaboratori, siamo riusciti a creare una bella manifestazione, appunto il paese ha risposto, tutti gli appassionati hanno risposto riempiendo la nostra sala e salutando appunto l'arrivo di Moser qui a Bottegone. Si è rivelato appunto quello che ci aspettavamo, un affetto che negli anni è rimasto da parte di chi appunto ha vissuto appunto gli anni di Moser qui a Bottegone. Tutto è andato per il meglio, appunto io ringrazio veramente tutta l'organizzazione, tutti coloro che sono riusciti con l'impegno volontario a creare questo evento quest'oggi. Renzo Bardelli ha detto che dopo questo va in pensione, non vuole più organizzare nulla, tu ci credi? Ma me l'aveva già detto altre volte, Renzo si presenta qui e dice questo giorno facciamo questo e noi cerchiamo di collaborare con lui tutte le volte che possiamo, quindi già me l'ha detto altre volte, vediamo, ci credo poco che finirà qui la sua carriera. Puoi fare dei nomi a chi dire grazie o è meglio di no perché poi potresti dimenticare qualcuno? È difficile, si dimentica facilmente qualcuno, sicuramente tutti i volontari, gli sponsor che appunto hanno contribuito, le varie associazioni che hanno partecipato, ecco, fare un nome piuttosto che un altro diventa complicato, eravamo veramente tanti a organizzare tutto quanto, quindi ecco, un grazie veramente a tutti, anche a tutta la popolazione di Bottegone che ha risposto appunto in modo corretto, ecco, a questa manifestazione. Con Renzo Bardelli un po' il deus ex machina di questo incontro con Francesco Moser, tracciamo un po' un bilancio. Renzo, io ho vissuto vicino un po' a te questi patemi d'animo della vigilia, tutto, anche d'oltre la vigilia, però mi sembra che tutto sia andato nel migliore dei modi. È andata bene perché c'è stata molta gente attenta, direi una iniziativa che è riuscita in modo originale e imprevedibile in qualche modo, ma con il pieno consenso di tutti, nel senso che le idee che abbiamo proposto, le idee che abbiamo espresso, i sentimenti di cui ci siamo nutriti e di cui abbiamo cercato di nutrire gli altri, mi sembra che abbiano ottenuto una convinzione notevole e quindi sarebbero quelle cose da dover ripetere, ovvero da essere esempio che in questo mondo, in questo ciclismo, bisogna fare cose di questo genere per appunto avvicinare la gente a delle concezioni dello sport che siano concezioni pulite, che siano oneste, sono un po' le mie vecchie parole tutto sommato di sempre, ma soprattutto che abituino appunto ai valori della vita, che è poi la cosa che vale di più. Senti, due parole doverose sul personaggio che è tuttora Francesco Moser. Beh, in effetti è stato bravo, direi per me è andato ben oltre ogni previsione, vedo che è bravo a parlare, parla in modo convinto, esprime concetti condivisibili, direi che è uno che dimostra di aver vissuto una vita
è che non è inutile, cioè che è una vita che lo porta ad essere punto di riferimento davvero di chi del ciclismo è vicino e che del ciclismo ha una concezione seria, e questa è la cosa che mi piace di più di lui, insomma, di cui ho avuto la conferma oggi. Tu hai detto prima di partire con questo evento che era l'ultimo che volevi essere coinvolto per organizzarlo, sarà così? Sì, sarà così, perché adesso basta, adesso mi fermo da fare altre cose, tanto per essere chiari ho da lavorare, primo, secondo da scrivere 4 libri, per cui per un anno e mezzo stop, e ho da fare queste cose, ripeto, lavorare e scrivere 4 libri, poi vediamo se c'è un Padre Eterno che ci aiuta dopo, vediamo cosa può succedere.